Alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica. Evita contatti ravvicinati e mantieni la distanza di almeno 1 metro. Evita luoghi affollati. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Evita le strette di mano e gli abbracci. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se hai sintomi simili all'influenza, resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali. Oggi ad Avezzano per omaggiare l'Arma dei Carabinieri e tutte le donne e gli uomini. È uno, e mica è finita qua. Il pagliaccio verde è andato a Mondragone. Guardate un po' cosa ha detto. Commento, più di 10.000 per una diretta così fatta al volo. Puzzo, sì, puzzo. Ecco, se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbe Salvini puzzi, e ci credo. Stai tu 2 ore in mezzo a quella gentaglia. La cosa che mi innervosisce. Sì, avete sentito bene. Puzza perché stai tu 2 ore in mezzo a quella gentaglia. Sì, l'ha detto veramente. Quando si è nervosi, cari miei, si dice la verità. Il problema di voi, perché voi peggio di me, chi vota quel pagliaccio criminale sciacallo, peggio si merita. Chi vota a quello è come la forchetta in dobro, non serve a niente. È uguale. Voi siete come la forchetta in dobro chi vota a quel sciacallo. Me l'ha detto nel muso, stai tu in mezzo a quella gentaglia. Puzzo sì. Il problema di quello, sapete qual è? È che lui non gli ha mai fregato del Sud. Del Sud è sempre servito per avere i voti. Ma quando vi svegliate? Quando? Ne sta facendo una dietro l'altra di figure di merda. Ma addirittura ve l'ha detto nel muso. Ma che volete sapere? Cosa volete sentire più? Ma girite, voi che lo votate siete come una forchetta in dobro, non servite a un cazzo. Stando al primo video che avete visto, sempre del pagliaccio verde, ora mi voglio rivolgere a tutti i possessori di partita IVA che sono stati obbligati a prendere precauzioni per questo Covid-19, quindi ridurre il personale, ridurre i posti ai ristoranti, andare solo su prenotazioni, eccetera. Quando è che vi lamentate con questo pagliaccio verde che sta creando assemblamenti e non mantiene le distanze di sicurezza? Con lui come mai non vi lamentate? Ma vorrei capire perché non vi lamentate con lui, visto che a voi lo Stato vi ha messi costretti di ridurre sia il personale sia gli incassi, perché gli incassi sicuramente ridurre con queste precauzioni per le distanze e tutto ha ridotto palesemente anche le entrate. Quindi adesso perché non vi ostinate con questo pagliaccio verde e vi fate sentire? Come? Ma perché a lui sì e a voi no? Non vi brucia adesso il culo, no? Che lui può tutto e voi no? Questo no? Non vi brucia il culo? Allora si vede che se non vi brucia il culo e non vi lamentate, si vede che le vostre lamentele erano inutili e senza senso e non erano veritiere le vostre lamentele. Adesso vi dovete lamentare. Adesso vi dovete lamentare che lo Stato a voi vi ha messo alle strette usando le precauzioni per questo Covid e a quello invece i porci e comodi suoi. Ora faccio un esempio. Uno come me, un semplice cittadino, farebbe una situazione del genere, creerebbe assemblamenti senza la minima preoccupazione di cosa potrebbe succedere. Già stessi in galera. E lui? Sto pagliaccio verde? Come funziona qua in Italia? A chi sì e a chi no? Quindi adesso arrabbiatevi, cari imprenditori, tutti i possessori di partita IVA, vi dovete arrabbiare, vi dovete indignare di questa cosa.
La legge è uguale per tutti. Da adesso vi dovete indignare. Chiaro? Adesso voglio vedere un po' se avete le palle di indignarvi e farlo scendere al 0,1% a questo pagliaccio, perché questo è solo un pagliaccio. Poi nella rabbia, come vi ho detto nel video, ha detto: stacci tu 2 ore in mezzo a quella gentaglia. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Le facce belle le sanno fare tutti, ma quando stai nervoso sputi il veleno che tu c'hai in corpo. Tutto qua. Dovete indignarvi voi, vi dovete indignare se avete le palle. Poi se volete fare il qua state muti e non fiatate.